cosa c'è oggi? Dove mi porti? Allora, Andrea, ti porto intanto al mare Wow, con le vongole, che poi ti bello. porto qua, dietro casa nostra, a Ciaramonte. Wow, che cosa c'è? Che cosa... C'è un pomerolo rosico, oggi faremo una bella ricetta che ingiappate, Ecco, vongole, tante cose, anche, anche la mettiamo un salsa. po' di salsa. Ecco, ecco. Allora, i nostri amici di Lucifora ci Sì. hanno dato questi prodotti. Allora, vedete, questa è la salsa, immaginate, no? Qui da come dire, ma quella infatti di ciliegino, ma anche il prodotto più interessante, anche questo, inciappate. Le ciappe di pomodoro. Quindi sarà questa ricetta una ricetta nuova, non è una ricetta tradizionale. Infatti, non è una ricetta tradizionale. E andiamo a unire questa ottima pasta. Che cosa sono? Abbiamo fatto gli gnocchetti con le patate. Ecco, gnocchetti semplicissimi, Semplici. fatti a casa, che potete fare voi con la forchetta. Sì. Facciamo un capuliato fatto da noi qui con 200 grammi. Mettiamo il basilico, un po' di pepe nero, ce Ora l'abbiamo. facciamo vedere. Abbiamo l'aglio e 300 grammi di bellissime vongole già sgusciate, perché la pasta corta non prevede l'uso di gusci, non si può fare. Vero, infatti. Quindi tutto pronto, ovviamente l'essenza sarà quella più siciliana dei mai. Alumea. Bene, andiamo a vedere come fare la pasta. Allora, abbiamo qui gli ingredienti per fare i gnocchetti Di patate. semplici, casalinghi. Allora, cosa abbiamo per farli? Allora, intanto abbiamo preso lo schiacciapatate, patate, farina 00, un goccino d'acqua all'occorrenza e un uovo. Ok, le dosi molto semplici. Noi facciamo metà patate lesse in acqua non salata, c'è un motivo anche per lasciarle così, e 350 grammi di farina bianca 00. E così man mano Luisa va, vedete, con lo schiacciapatate. Patate. Oh, siciliano. Infatti, ma patate come mangia. Ok. Quindi la farina la mettiamo qua? Sì. Allora dai, allora questo va via. Ancora un altro po', recuperiamo qualcosina. Assai. Ok. Va bene, tanto una volta che sono patate bollite. schiacciate. Ok, poi la farina andiamo ad aprire. Questa la mettiamo Sì, al centro. Al centro. Ok, e adesso Adesso. il pizzichino di sale lo possiamo aggiungere anche. Il sale ce l'abbiamo Prendilo qua. tu. Eccolo Un po' là. di sale ci vuole pure, non troppo, ma un po'. Poi mettiamo anche nell'acqua di cottura. Quindi andiamo a unire entrambi questi elementi per ora. Semplicissimi. Sì, così. Facile. Nel frattempo, vedete, la patata si va ad amalgamare, a sfaldare. Tra l'altro ancora è tiepida, quindi ancora meglio per fare questa lavorazione. Ok, adesso possiamo aggiungere l'uovo. Eccolo qua. Ok, sarebbe ideale una forchetta, abbiamo e tutto. andiamo un attimino a fargli perdere forma. Ecco, ora troppa velocità. Ok, quindi un pochino d'acqua già la mettiamo da subito, poco, va bene, basta così. Quindi l'equivalente di 2 bicchieri d'acqua, così. Che dici, Lisa, va bene Va così? bene, sì, ora vediamo mano a mano se ci va un po'. Tanti c'è l'acqua, ce la mettiamo. Brava, e questa ricetta bella siciliana, questa che stiamo realizzando, la stiamo realizzando sempre con elementi del posto, anche un tocco estivo, perché usiamo queste che cosa? Vongole. Andiamo a usare oggi bongole. Ora vedrete che piatto facciamo con la cucina sicola. E infatti mettiamo anche il limone, mettiamo un po' di tutto. Sì. E soprattutto mettiamo anche un attimino, vediamo, pulizia di mano. Ok. Oggi in mano ti lo riesci tu, io niente. Perché siamo stati a Custonaggi, io solo guardavo, infatti. Tutti mi avete scritto che io guardavo. E come mai guardavo? Perché le ciotole erano troppo piccole, hai ragione, ero un po' suggezionato, sai, picciotti. Ci vuole una bella... Sì, noi siamo abituati a fare tipo vabbè, a casa uno sa cucinare meglio, poi quando è in giro non è facile. Anche quando siamo stati alle Maia ero un po'... Cioè, mi sono confuso, siamo stati alle Maia, lo show cooking è stato bellissimo, tutti veramente carinissimi. Troppo bello. Però non è stato facile. Non ce ne vuole più acqua, vero Andrea? No, ora tiriamo un po' più forte, la facciamo rapprendere, vediamo un attimino, che dice lui? Un filetto d'olio? Non serve? Un attimo che lo prendo. Vediamo, o no?
Non lo so, ma che ci sta per oggi? Non so. No, magari no. Ma la facciamo riposare? 10 minuti? Sì, Allora, pronti? Quindi abbiamo questo bel tagliere dove li andiamo a mettere. sì. Allora, andiamo un po' di farina. Vai Andrea. Qua, vedi, grazie Luisa che ci ospita sempre. Prima o Avanti. poi apriamo uno studio di registrazione e basta. Infatti. Allora, quindi adesso andiamo a fare i salamini? Sì, Quando ne facciamo? Uno. va. Intanto due? Però vedi, non c'è bisogno, non appiccica. Oh, l'impasto è perfetto, Andrea. Non lo facciamo asciugare tanto, quindi noi andiamo lo a sappiamo fare fare questi buono. belli salamini. Salamini. Vabbè, casomai ci mettiamo un goccio d'olio nelle mani. Sì, piuttosto che troppa farina, meglio un po' d'olio nelle mani, che così evitiamo di... Perché Sì, quando beh. c'è troppa farina fanno pappone. Sì, vero. Vero. Vero fu. Proviamo a fare piccolini, Andrea. Avessimo a fare, sì, tutte una mano. No? Quanto piccoli? Vabbè, no, più piccoli così no. Ci siamo? Salami. Ah, ma tu la paletta ce l'hai quella? Sì, la stanno a pigliare. Sono solo, è tutto mio qua il canale. E così, ecco. Va bene? Sì, perfetto. Questo è più proprio il grande. gnocchetto, anche poco più grande, vedete? L'impasto è molto soffice e li andiamo a riporre tutti qui. Lo spazio servirà perché appunto li mettiamo tutti vai. sistemati e continuiamo. Quindi Vai che io le sistemo. troppo grande. Vediamo. No, questa paletta la riuscirò a usare? Ma c'è chi sta a capire. Facci sto contatti a... Volevi dire piccoli? Forse col coltello ci addubbiamo meglio. Va bene, continuiamo fino a completare. Certo, l'impasto è quasi 800 grammi, considerate 3,50 più l'uovo, quindi ne verranno tanti, tranquillamente, 5 persone ci mangiano. Boh, che saccio io. Dipende Ma quanto pensi? fa mano. Allora, che si può ingia? Va bene. Va bene, perché ora andiamo a fare, allessare. Sì, allessare a buddere! A buddere i gnocchi! Stiamo bloccando oggi. Va bene, nel frattempo qui siccome c'è fame, perché abbiamo tutto il nostro pubblico, facciamo 2 crostini. Dai Luisa, vieni che ti aspettiamo. Quindi abbiamo qui un'altra veramente cosa buonissima, la caponata di melanzane. Questa caponata di melanzane non vediamo l'ora di assaggiarla. Allora, siamo pronti? Wow! Mamma mia, che sciavolo. Adesso Luisa viene, nel frattempo io ne approfitto e incomincio a fare questo. Perché senza mia! I picciotti hanno troppo fame, non li potete tenere. Guarda, c'è il cappero. Guarda, ma che succhiene? Allora, questi qua proprio è la caponata di melanzane, proprio quella tipica. Oh, pure laccio c'è. Guarda. Allora, tu continua che io comincio ad assaggiare. Senti, bel profumo e anche poi la consistenza della melanzana. Non è... Ce ne sono di tanti tipi. Questo è veramente da assaggiare. Ragazzi, complimenti, veramente. Non lo diciamo per dirlo, è proprio veramente eccezionale. Wow. Disponibile anche per voi. Vedete giù in descrizione, trovate dove trovare questi nostri amici che la producono qua. In Sicilia. Pronti per l'assaggio? Guardate che bello, anzi ne approfitto per fare pure una foto. Dai, allora Luisa, che lo assaggiamo? Sì, però c'è signor Salvo. Assaggiamo. Subito. Salve a tutti, 3, 2, 1, si assaggia. Giuseppe, Buonasera a tutti. ben trovato. La parte mia. Assaggiamo, era un obbligo. Vabbè, non si può fare di meno. No, complimenti, veramente buona. Facca la gala. Bene. Lo crostino ci stata? Questo crostino semplice è veramente delizioso, quindi ottimo per fare un piccolo antipasto, un aperitivo, insomma una bella idea. Ma andiamo a vedere come fare questi gnocchi, perché i capi hanno troppo fame stasera. Allora Luisa, quindi sti inciappate e le mettiamo fuori, quindi per questa ricetta abbiamo detto dei gnocchetti, all'incirca sono mezzo chilo, dai, quelli che stiamo per cucinare.
E qui abbiamo 120 grammi di pomodoro secco. Buono. Adesso andiamo a realizzare al coltello il capugliato. Questo lo fai tu però. Va bene, generalmente questa ricetta viene fatta in modo diverso, però di recente abbiamo visto che molti realizzano così il capugliato a casa, quindi noi vi facciamo vedere che si toglie l'olio, perché sennò lo mettiamo qui in un tagliere. Va bene, le mani le dobbiamo per forza usare, quindi intanto iniziamo a tagliare. Vi consiglio un bel coltello magari a lama larga, va bene. E così intanto facciamo un primo taglio. Ma a tagliare nico. Sì, ora lo facciamo tipo il prezzemolo, il basilico. Allora, un po' di pepe nero ce l'abbiamo? Sì. Allora, qui intanto mettiamo il basilico. Un pepe nero la metto in camera? Sì, qua sopra. Ok. E così adesso andiamo a tagliare. Già, vi dico che con questo coltello, con la lama non molto larga, possiamo fare questo. E intanto ci vorrà qualche secondo in più, ecco, niente di grave. Non si può immaginare, Andrea. Tipo no, trita, quando facciamo... Il tavolo ci assicura. Tipo non c'hai mica se uno trita tutto. Non si può Certo, fare, si può fare. Nel frullatore non ve lo consiglio, alcuni lo fanno pure. L'ideale sarebbe un coltello a lama larga e andare... ma attrezzare io. Sì. Vabbè, intanto va bene pure così. Così sarà comunque un bel capugliato molto rustico, vedete già incomincia a prendere forma e darà anche un bel colore a questo piatto, insomma, dai. È una bella idea, farlo. Gnocchetti mare e montagna, come lo metto a mare? E poi decidiamo. Piuttosto che Chiaramonte faremo Mare Monte. Mare Monte. E un po' di forza. Abbastanza bene? Ci proviamo. Va bene, a questo punto... la padella che già è pronta. Sì, ora ci organizziamo qui. Per oggi abbiamo direttamente la fiamma qui sul tavolo e così iniziamo con il prezzemolo e lo spicchietto d'aglio. Allora, così Luisa, cosa è rimasto da fare? Allora, l'aglio è pronto. Ok, 2 spicchi d'aglio ci basteranno. Quindi abbiamo qui tutti gli ingredienti. Prezzemolo che già abbiamo lavato. Tu basilico mettesti da. Il basilico poi eventualmente dopo e quindi passiamo ai fuochi letteralmente perché adesso prendiamo la padella. Prendi. Voilà. L'olio. Sì, l'olio e la fiamma. E ecco, ora facciamo il flambé. 1, 2, 3. Fiamma pronta, accendino lontano. Quindi mettiamo un bel goccino d'olio e adesso mettiamo 2 teste d'aglio, 2 spicchietti. Che teste? Mettiamo gli spicchietti d'aglio e adesso potete aggiungere o i gambi di prezzemolo oppure del prezzemolo. Vedete, a questo punto facciamo un attimino riscaldare, dobbiamo aspettare un pochino, Ecco, qui non esageriamo neanche con l'olio, solo ricordiamoci adesso di mettere un po' di scorzetta di limone. Possiamo usare anche un altro metodo, quello che praticamente andiamo a incidere in modo molto sottile 2 scorzette direttamente intere che poi possiamo togliere verso la fine della preparazione. Aspettiamo un altro po', in questo modo il limone sarà anche più comodo per essere spremuto. E adesso mettiamo i nostri inciappati che abbiamo tagliato, abbiamo capugliato bene insieme agli altri ingredienti. È tutto pronto, intanto la base. Ed eccoci qua! Ed è Luisa pronta perché adesso noi facciamo un po', non è un azzardo, però siccome andiamo a mettere anche le nostre bongolette sfusciate e quindi metteremo anche un po' di vino bianco. Nel frattempo, sempre dei frattempi si parla, ce lo beviamo anche un pochino. Certo. Proprio io che non bevo mai. Allora, intanto vedete quando l'olio si comincia così ad asciugare, mettiamo le vongole, anche un po' di acqua delle vongole al naturale
E mi raccomando, Vino bianco. sì, questo è vino bianco. Attenzione, oh! Attenzione, vai Luisa, vai, un bel giretto, vai, no proprio, vai, a posto. Vediamo, no, perderemo la fiamma, no? dopo. Allora facciamo sfumare, così Luisa nel frattempo è già pronta per... Allora, Luisa oggi si è messa anche a servire un po' di Voglio spumantino. offrire un po' di Dai, spumante al allora, mio ospite. Intanto questo è un bel brut di... A Giuseppe, tiene Sì, Giuseppe. è un Pinot Chardonnay, quindi Che ma fino a versare. abbastanza asciutto. E quindi uno a Salvuccia. vai Salvo che Vai, te lo sei Salvo. meritato. E quindi vedete ragazzi, e qui c'è il ciliegino, la salsa di ciliegino che va inserita solo quando è veramente già un po' È asciutto pronto qui, quasi, vedete? Buono. Allora, la buccia di limone si può togliere, Sì. come vi dicevo. Il succo di limone lo aggiungiamo alla fine, vedete? Qui gli ingredienti si sono amalgamati bene. Adesso mettiamo, sì, la pinza, mettiamo un giretto di salsa lucifora, vedete? Mamma mia, il colore proprio del ciliegino. Ecco, Buono. letteralmente macchiamo questa base e adesso ci servirà anche un po' d'acqua Andiamo di a cottura. prendere gli gnocchi. E Luisa arriva con i gnocchi. Che vuol dire, caro? Ottimo. Va bene, ora è il momento suo che dobbiamo mettere la pasta. Che fa? Quindi ci siamo Facevo quasi. appena Nel vedere, frattempo ci prepariamo anche il succo di limone. Molto semplice. Togliamo i nostri noccioli. E Luisa sta arrivando. Luisa, dove sei? In autostrada? Mettiamo adesso un po' di limone, un po' di freschezza e se tardiamo ancora togliamo dalla fiamma, altrimenti si asciuga troppo. Aspettiamo un secondino. Luisa, allora qui abbiamo la pasta pronta, voilà. Sì. Quindi con ascrumalora si prende e si va a inserire nella fiamma più alta, scusami. Così, un filetto d'olio, quest'olio è troppo buono, piano piano. Prendiamole tutte perché Sì. c'è l'ospite. Sì, cai, poi ti mangi. Allora, ci vuole un po' di acqua di cottura, sì. Tu Sì, riconosci benissimo quanto metterne. Metterne. Proprio oggi, niente, sarà che sta cambiando il tempo, proprio Ma dislessia, poco, dislessia. Dislessia, veramente poco. No, io ne metterei un po' di più anche, Ma sai che È cotto? È già cotto? Mm. Cotto? Non ne metterà sempre. Basta. Fermi, Dopo viene già qua acquatico. No, l'acquario non lo facciamo. E ecco Wow. Luisa è pronta, è carica, Luisa è carica. Allora, il profumo, Mamma vedete, mia. anche i colori sono belli di questo Buono. piatto. Un piatto che io lo classificherei come un piatto pre-estivo, ecco, non troppo estivo, ma neanche invernale, ecco. Buono davvero. Ecco, facciamo un saltatino? Vai Luisa, 1, 2, ecco, Luisa è pronta per questa crociera! Bravissimo, ecco lui, e poi l'hanzaccata così Aspetta, mi smuovo orizzontale. Come si fa così? Deve essere secco, vediamo, però se c'è poco liquido non te la fai, infatti. Brava. Va bene. No, non è è così, più così. Fallo tu. Ma adesso non me lo fa più, lo vede, non lo fa più vabbè. perché già asciuga troppo. Va bene, dai. Allora, la cottura la dobbiamo assaggiare o possiamo impiattare direttamente? Cosa vogliamo mettere? Un po' di succo di limone ancora? Giusto poco, ne abbiamo messo quindi soltanto mezzo limone. Sì, una volta... Allora, praticamente si dice che questa saltata, Buono. lui si fa solo quando i nidi sono che scivolano, quindi Ok, devono essere ora molto non più scivolano più. Basta. Ok, va bene. La cottura è perfetta? Andiamo ad impiattare. Tutti pronti? Dai, che si mangia, Allora, Luisa, ma che ne pensi? Allora, dacci qualche consiglio, che dici? Lo dovete fare, la da fare perché è troppo buono. È Ma troppo poi alla buona, semplice. Cioè, un capoliato, cioè un pomodoro secco, Ecco. tagliato, tantice farina, due patate, abbiamo fatto un piatto. È vero, potete tranquillamente Due farlo. vongolette. Ecco, le vongole anche quelle al naturale, se eventualmente non volete, oppure quelle surgelate, oppure quelle fresche, eventualmente le dovete poi passare prima in padella con un goccino di vino e poi le andate a sgusciare. Ecco i termini, sai, le ricette di pesce non è facile. Luisa, tu ne hai fatte altre ricette di pesce? Allora io non ne faccio tante, non ne faccio assai, infatti dicono ma che non ha stato facendo. Qualcuno. Ragione vedi i sardi la beccafico però alla Luisella.
Pure Perché buono. non mescamo cose, perché se dici becca figo e poi non giù Sì. sull'ingrediente. Già non Buonanotte, va bene, dai, va bene così, ci siamo? Piatto pronto, qui abbiamo una sbrodolatina che, vabbè, togliamo la sbrodolatina. Insomma, tutto bene, la sbrodolatina basta che si toglie. E così il piatto è pronto, vedete? Adesso assaggiamo? E che si fa adesso? Ora che ha, cosa c'è bella? Dai, non vedo l'ora, io voglio assaggiare. Voglio assaggiare. Assaggia. Vediamo. Intanto, wow. Oh, ce n'è con panaglio, guardate che Davvero, spettacolo. buono davvero. Aspetta, buono, Pare mala conosciuta, ma buono, non si può provare rauca. Allora, buono. ti dico che questa ricetta unisce due ingredienti, diciamo un po' tosti, perché non è che faccio un capugliato, un No. rosicco e andare a prendere anche, Il pesce. ecco, la Buono, vongoletta. buono. Quindi deliziosissimo, anche perché l'abbiamo fatto sfumare, l'abbiamo unito i sapori e quindi Si sente, ci si siamo. sente. Grazie tante, grazie veramente, siamo stati Grazie. contenti di assaggiare e di ideare queste ricette. Mi raccomando, seguiteci sempre perché questo progetto ci trova qui insieme, ma ci potete trovare in Le ricette di Luisa su tutti i social. Ricette Flash. Quindi alla prossima, se avete qualche idea in particolare scrivete giù, se volete farci assaggiare altri prodotti, siamo pronti. Allora alla prossima, salutiamo. Ciao ciao.